La prima NIOF di Atom ha già sblanciato tutto la scretos. Di fronte a noi venduto la creto verde chiamato di NIOF e pensai che siamo neanche a mese settembre. E si inter questo biel bosco di Navanzo dal comune di Fors e da Vuatri. E il bosco da sempre è stato una grande risorsa di Tiarnio e è stato e continua a essere. Ecco, si vuoi per questo bosco per contare le tecnologie che sono arrivate, si può dire al giro di 50 anni. Il bosco di Navanzo. Il bosco veniva dividuto un viaggio dal bosco comunale al bosco privato e anche il bosco consorzio boschi carnici che ha potenti vinceva comune di Tiarnio. Però per vecchio, dal 1700, l'arsenale di Vignesio aveva vincolato 47 boschi a Tiarnio, che si chiamava bosco bandit, in là che nessuno poteva mettere pe, che il bosco coventava per fornire l'arsenale di Vignesio, per fare gondolos, per fare palafitte, in là che oro di vuio Vignesio e Poio. Bon, contare un po' di questa storia, dicevi prima che il bosco è sempre stato una risorsa. Imprese boschive in Tiarnio erano tantos, come erano stati puotios, ma quindi giovanos. E siamo qui con il titolare dell'impresa boschivo del Fabbro Maurizio. Ecco, sono 3 generazioni che lavorano per questa impresa boschivo. Prima di tutto, so pari e so barbo del Fabbro Alvano e Nicolino. Ero così diestri dal bosco che sono andati in Canada per anni e anni, tes forestos al Canada. In là che hanno portato la prima motosega. Pensate, negli anni 60 in Tiarnio è arrivata la prima motosega dal Canada. Una motosega pionier. Speri di ben la marchio. Maurizio, tu sei da seconda generazione e la terza è sintarin dopo che ha letto figli. Ci vuole dire per te portare in avanti un'impresa boschiva, seppur tecnologico, innovativo, ma che ti dà soddisfazione, sì, ma anche responsabilità. Portare in avanti, siccome si può dire nasciuto al bosco, mio padre e mio barbo mi hanno tramandato questa passione e io l'ho portata in avanti e l'ho trasmettuto a mio figlio in pratica. No? Comunque il bosco è un mistero che o tu lo hai dentro o se no non tu ce l'invento, come tanti misteri a chi da noi. No? Il bosco è una passione, perché il bosco ti dà problemi, non tutti i boschi sono compagni, non tutte le linee di teleferico sono compagni, uno va bene, l'altro va di mancul, hanno 1000 problemi. Comunque con la passione si arriva a superare a tutto e a fare tutto. Io posso dire che quando ho cominciato io con mio padre e mio barbo, avevano i 2 chiavai che avevano cominciato e dopo avevano comprato il primo trattore che io l'avevo in scuola e il plan così lavoravo, attaccato anche dopo a lavorare con la squadra, comprato i cingolati, è stata un'evoluzione. Dopo in che volta toccavo
tagliare d'estate, spellare tutta la roba, fare le gioie, dopo si tirava fuori qualche rossetto da tom che il legname vuol dire secco, se no a bignalo si rompeva e quindi lavoravo io, i costi sono aumentati, però se uno ha la passione anche per un giovane è un divertimento, perché sono queste macchine che ormai è lavoro tutto con l'elettronico, è un divertimento. Chiaramente vuol sempre 1000 attenzioni, 1000 vuoi, è una roba che mi viene da dire, che dicevo sempre, mio barbo, Nicolino, che dal bosco non si è mai imparato il mistero a vonda. Questa è una roba che io la dico sempre ai giovani. Mai dà confidenza, mai, perché in che dica tu dai confidenza, il bosco ti lascia sempre devorare quando manco tu ti aspetta. E questo detto io me lo tengo sempre ad mente, perché è vero. In che dica che tu dici a me tutto nel momento che la trappola sta in allerta. Ecco, Maurizio, tu mi hai chiacchierato di Chiavai, quando attaccati tuo pari e tuo barbo Nicolino. Trattore, io mi penso che ci vedevi frutti di squelo sul trattore, è vero? Questa passione ti hanno proprio trasmesso il tio di Chiaso. Tu mi hai chiacchierato di Bignà, per un che non la fa col bosco, non sa che vuol dire. Tu mi hai chiacchierato di Gioios. Ecco, dici che quando non ero questo teleferico, prima si bignavo questo staios e si las mandavo aiuto al martur, che era un avvalamento artificiale, un canalone si può dire. Si faceva la gioia a toratore staios perché non si infrontasse. A me sa mio, tu hai 56 anni, però si può dire che tutte le sequenze tu le hai vivute sulla tua piede. Sì, e le hai vivute che in pratica come dicevi già prima, non sapevo neanche è vero a lavorare, come tu tagli una pianta in son de monte, in 5 minuti e a base è già intassato, de mambuinoro è già sconsegnato in segheria. Alle tutto nati a lavorare, in che volta era un grum di fadio, corri, quando io l'avevo a scuola d'estate, col vagone a portago, quando non pioveva a bagnare la plancia sarebbe la resina in italiano che si faceva correre la staios e la liscio, e col vagone a portago che vi vengo. Bon. Che momenti. Allora, tutto l'hai vivuto sulla tua piel. Io forse, dato che avevi mio padre boscador, il hai sentito contare. Ecco, fa Dios dai tristims. Dici che oltre che col vagan, che era un contenitor di bando che si portava sulla schiena, no? Allora anche lo scoton che portava ago e la polento. Primi vindetti che erano i casons in alto mondo e lo scotoma era che faceva la polenta, portava ago e Boscadur si chiamava ago da bevi e che poema, che era un garzone di 13 anni, la portava a cui avevo sia e così erano scuso, oltre che per bevi e anche per pausare. Tu mi hai detto prima, Maurizio, che col bosco non ti ho confidenza. Ora di voi un calvato al bosco, agli occhi vecchi cruos di boscadors morti sul puesto, o morti con le teleferiche, con le squadre di acciar. Io ho inviso uno cruos tal giù da Culino a Giviano. Erano cruos staccati da un peccio. Il peccio cresceva e la cruos era sabulito dentro, era restato fuori non i bracci. E 10 anni fa ero venuto uno trombodario perché il bosco di Culino, crediamelo. E sono là tutte le piante, la cruz dal boscadur, dal mancin da Sighet e era stato in paese. Ma dopo sapevi che vi è un santo protettore dei boscadurs, alle San Vicente e San Volfango.
Questa non la sapevi. Questa non la sapevi, ma andare sempre al parsoro. Perché tornando al discorso di novella, mi prima dirlo. Un viaggio sempre tra quel posto che si chiama il Bevortian a Culino. Ieri che montavo in un olineo, no? E io sono là su a fare il rialciamento. Allora già il terzo viaggio che l'ho vissuto che specie, quindi tabai di 20 anni fa circa, più o meno. Il terzo viaggio sono là su, senza l'imbragatura, io non so cosa è succeduto insomma, ho spaccato un ramaccio che stavi mettendo a posto un obrago e io sono partito per lavoro e venuto giù per il pezzo. Adesso è stato calcosante, che io l'ho sempre detto. Adesso è stata la Madonna di Lucao. Perché anche volte voi ogni anno in Lucao. Io ho fatto il giro, venendo giù che mi impegno seduto e sono arrivato a Basco i pesci. I miei colleghi di lavoro e operari mi hanno menato giù a Tumiec, che ero giovanino, che è morto. Cimenti? Sì. E i miei dicevo, è impossibile con l'aiuto che ha al tetto che non dovete fare noi. Mi hanno tenuto lì fino alle 10 la sera a fare tutte le prove, a vedere se vi moraglios internos, i vecchi hanno grande insaccato, però e vengono misurati con la cordello da 12 metri. Quindi sono rubos, sono storie, però che restano. Maurizio, sono storios veros, storios che un protettore luvios, dopo i spieghin di San Wolfgang e San Vincent, che in pusterio sono sans un grum venerati e vi rappresentati, penso, con la Lado e con la Manario, dopo i vedere in tal libri. Allora passando dai miracoli ai sans, l'economia del bosco. Ecco, c'è molto l'economia del bosco. Tu hai un gruppo di imprese che vale, sono bezzi, è un capitale qui. Tu hai uno dito giovane, sono poemi sotto i 30 anni. Rivisto a Vondo, c'è molto si dice a pararlo fuori dal bosco. Bon, tal commercio e tal lavoro è sempre stato alto e basso, in dei momenti più Fiorenza, in momenti mancul, ma insomma non va male. Richiesto di materiale andè, las ditos che acquisto e sono buenos aziendas, che è importante che comunque un anno va meglio, un anno più, perché i macchinari, come dicevo mio pari, donne motori, gioie e dolori. A chi può la ben che non tu hai, come si dice, guas mechanics, e ti può venire la stagione che tu hai dei problemi che le macchine purtroppo sanno, i camion e quelle che lati, e può la manco, però insomma, noi finché la ceruro di sobbarcare, dopo chiaramente non è che si diventi miliardari, secondo me, però è una soddisfazione, una passione. Quando alla fine dell'anno si è pagato tutti e non c'è stato incidenti, infortuni, io sono già contento. Maurizio, la salute dal bosco, c'è Montese, un viaggio all'Ero Lucchefer che acchiappava la scuscia des plantos, o se no ence che il vier che faceva diventare tutti i pezzi rossi. Stai bene di salute il bosco di Tiarnio e che di in avanzo? Ma che in avanzo, fin come mo, hanno avuto questi problemi. In Tiarnio hanno tante zone che hanno attaccato questo benedetto bostrico, che si vengono queste sezioni, cui dice che sono i cambiamenti climatici, con questi alzi che vengono a secca, a poi essi, dopo il discorso che io che invece che un viaggio in bosco era più curato, no? Come arresto dentro in zone imperviose, brutte, arresto dentro un gruppo di schiantos, nessuno va a faio, e quindi che a porto magari anche a questo
a questo insetto che attacca il bosco. Qui da noi al for non è fin come ande un secchione che un là come che è simpistato, però non è questo bolos che ven come che dice anche come in Austria che loro sono dei grandi tutelatori dal bosco, che per loro è stato un grande esempio in economia, che hanno pieno di questo bosco. Chi da noi a Sameo fin come manco la chi al fuori non abbiamo avuto questo problema. Dopo in Chiarnio, a Scissate, zone basse, Scandin, Val Canale e ahí secondo me sono cicli che quando entrano dentro questo insetto, il bosco è un momento debole, i vediamo d'inverno nebbia, che la neve serve, che la natura ha di pausare, che quando non nebbia, quando le febbraio, gennaio, s'astialdo come che stanno, le piante stanno già a tornare a lavorare. Dopo d'estate arrivano questi alzi, che qui da noi non sono mai stati questi alzi, e ahí secondo me la pianta debole chiappa la scottata e l'animale attacca sempre la pianta debole, mai che forte, come in tutte nature. No? Dopo, a manco io la penso così, dopo. Ecco, e per finire questo bielo tabaiaro che vi fa di te, speranzos d'economia del bosco es continuo con le nuove generazioni. Sto figli vince 8 anni e al continuo con passione che è mistero del boscador e di resto lo continuo con bravura, con orgoglio. Sì, come che mi ha messo dentro a me la passione e l'ha chiappato mio figlio a me, dopo lui è stato a fare la scuola a Paluccio, che purtroppo anche lui ha finito a terzo, il lancierato, che quello secondo me in Chiarnio e Coventavo, che a Mancul e davo una preparazione ai giovani, che uno all'avo tal bosco, sapeva distinguere una pianta da che altro, avevo già le basi. Il lancierato dal momento che Coventavo, perché come bene o male in Chiarnio hanno tanti giovani che si sono tornati a inserire dal bosco, la scusa di crisi edilizia, di fabbriche, sono tornati dal bosco anche per passione e è un plagio che vede che tanti giovani tornati a inviare. Però la scuola è serve. Io qui ai giovani, che il più giovane ha 18 anni, la formazione l'ho fatto io sul lavoro. Invece della scuola magari non avevo tanto la pratica, ma le basi le avevo. E che giovani che io, e sono anche fortunata io, sono 2 giovani che hanno passione e le belle lavorare con giovani che hanno passione perché le belle anche insegnare. Perché il mistero, se tu lo insegni, si tramanda, se tu lo tieni per te, quando non tu sia usato tu, nessuno sa nuiati. No? È una roba che vuoi dire un viaggio. Quando mio figlio è andato a Paluccio mi ha detto, ma ha parlato al bosco, vente là a scuola. E io ho detto, ma c'è stato di gente. A serve la scuola in città al bosco. Perché io ti faccio un esempio, sulle linee di teleferico, lui a scuola faceva topografia, lui al chiappo in mano un occhiarto, no? E in base a quello c'è molto implantare la linea, dove che sven le scavalettos, alzato per un strumento e quello l'ha imparato a scuola. Questo è un esempio. Dopo di tanti rubos che hanno imparato a scuola, io posso dire non mi bene di che scuola. E quando ero lui, da Chiarnio a scuola a Paluccio ero in 2. Ero 2 triestini, goriziani, pordenonesi, in 2 chiarnieri. Questo è da pensare. Come che scuola è coventaresca, che potrebbe essere le aule plene di gioventù che va a imparare per poter di man là al bosco e con tutti i documenti a posto. Perché tu esci con un titolo di studi che non ti convento là a fare corsi, a fare quell'altro e dopo lui ha fatto tutti i corsi di Harvester, tutti che coventavo. Comunque la scuola covento in città al bosco. Perché con l'elettronico se sa per un computer, sa mette in mano una macchina, se non lo sa per la sua inclamare tecnica.
Las impresas es ven grandes, es ven fortes. E grazie se tu hai un buon team di lavoro, se tu hai in che ha passione, allora aí tu ti evolvi. Io ho veduto questo, quando tu hai invalido, aí tu puoi affrontare qualsiasi roba. Io non è per vantarmi, ma io sono là a cercare a tutti i suoi più lavori che siete attorno, perché a me lavorare tal bello, tal comodo, non mi dà soddisfazione. A me piace qui, su in avanzo, lineos, cavalettos, mena sutralitz, là che è sì, impegnativo la roba, là che tu studi, perché tal plan d'eglise, tal plan de vecchio di Genua, e poi la tutti, o no? Ecco, è un bel messaggio, Maurizio, che tu hai lanciato, è politico, a che non governo, perché se non tu hai formazione in tutte le rubas non tu puoi affrontare nessun lavoro. Però io ti faccio personalmente l'augurio che l'atto dito taccato da Topari Alvano, da Tobarbo Nicolino, come tu sei tu, le tuo figlio, l'ha dito del Fabbro, impreso di Bosch, che continui, che per me sono la speranza del nostro chiaro. Davanti che sto cioccato, qui in prest de tradizione del boscadur. Ecco, allora i vim manarios col mani lung, i vim manarios manarins col mani curt, e vim sapims. Ecco, l'importanza del boscadur fino a 50 anni fa all'ero l'uffari. E difatti te casons di Altomont, in là che i boscadurs non potevo venire ogni notte a chiaso perché ero lungo la strada e dopo il paroma non volevo perché era uno strecciario di fuarcios, si veniva a chiaso la sera e tornavo a Buinoro e non rendevo sul lavoro. Beh, perché la loro che d'ogno Lucasom ero anche uno piccolo affario. Ero in là che gucciavo io in presti, dopo ero l'inquim, l'ufol, per gucciare in presti e per da acciarà io sapims. E vi la fortuna di vio a chi un vecchio fari che ha imparato il mistero regolato, ha nomo 81 anni e oltre. E quando avevo 15 anni, lui è dal Ford di Danders, e sì, io avevo pensato di fare imparare il mistero dal fare. 13 anni a me preciso. E con la bicicletta andavo io a regolare ogni dì. Beh, tanti dicono che vimmo a fare con Fausto del Fabbro, che è da 60 anni in Sudafrica, imparato a fare, dopo le latte minieros da laurea in Sudafrica, e forse la sua fortuna non sono state le minieros da laurea, all'estate il fari, vorrei dire il fabbro artistico di ringhieros, di cancè, di chiavedai. Boh, ma allora conto c'è molto che tu hai imparato il mistero, Fausto. Allora ti dicevo così, ascolta, io dal 49 e serrato la scuola si vede già 13 anni. Per fortuna, sta sentato 4 ore in dia a scuola, era come si non sai che di. E duri con lui, gli è venuto su da regolare, alla da averla fare di mio nonno Pietro Eder. Ecco, dici che Pietro Eder non avevo implantato lui l'affario a Sant'Antonio, venivo da Lucau, i suoi bisnonnos, e da Lucau venivo qua per imparare nuovi tecnici dal fare. Ecco, allora lui Eder Francesco si chiamava Lupari di Tovon. Però dici che ogni paese aveva la sua fario, che era importante, vio che queste imprese fanno dal fare. Allora continua tu la tua storia.
allora io ho lavorato lì, avevi 14 anni, 15, e ora con lui io avevo la soffario regolata, magnanins, io ero così contento, avevo un bicicletto, fuori da scuola ero come un volatile, su e giù, che scuola. E dopo di lì, io sono là sul Peralba a fare un ticco lassù a fondo stagionale. E quando avevi 20 anni, si fa la Trieste, fa la visa, si lascia io a lavorare in miniero. Ma purtroppo ho lavorato, ogni giorno che venivi su, avevi il garage, avevi un tiro di fare anche là giù. Allora, l'avevo regolata, allora un si chiamava Pellegrina, lo chiamavi Panzoquetto. E ero magra e tutta, la pancia non l'avevo atti. Dopo ero nati sotto a Schlinging, nati fari alla giù. Poi ero nati Fieraccio, lo chiamavi da Pradla, che facevo gli arlois. Gli altri mi ha detto sono non alle Fieraccio. Io di non l'hai veduta, ero un uomo lungo, secco. E dopo ero altri fari, Sator, e libero, ero io a Schlinging, nati fari. Là che ero la segheria, allora sempre un fari, o prima il fari o dopo la segheria, un dei due. E così è cominciato la vita dei fari. Io ho un sapinga qui che l'ha fatto Dorigon. Allora tu mostri tu sapim che la bieleccio di questa impresa aveva il marchio di fabbrico. Bene sta, avevo le iniziali dal fari. Dorigon Luigi. Ecco, dicendo dei sapims che andero due varianti di sapims. Pia ponto per l'inverno che il terreno era glaciato, volevo la ponto. E d'estate no, ero tanta ponto. Ecco, qui era il Manarin. Manarin che si chiamava, e poi che sta qui. Qui facciamo vedere che è Manarin. All'estate talmente doprato che l'umani era consumato, no? L'umani era consumato e gli ha messo la bandela, lo spiego tu. Beh, mettevo la bandela perché sbagliavo sempre i colpi e allora consumavo. So che era un boscagliore di zero che lei, 0 più 0. E si dai colpi dritti. Chissà che sono i primi manarins che hanno fatto Oregon a 1949, 1949. È nasciuto anche di Pierino che le ha Ronzo, un bielome che quel. Pierino mio cugino. Chissà che sono i primi manarins e il DL d'Oregon Luigi, dei Prince. Spiegami perché facevo la stella, senti e tal. No, la stella è ricamata, tocco ricamata Fabiel. A toccio la stella di cade, sapin, sì, per ricamare, per Fabiel l'impresa che lavoravo. Come non uso anche questo teleferico qui. Che... Ma ascolto, a me appena doprato che manario, non gliene ti da ruzzi. Beh, l'hai regolato io, l'hai gucciato io come tamparito, che sarà un manarin, non manario, la manario è di là. Come che sarà un manarin che facevo d'Oregon Luigi, allora un dei più fari spregiati di Chiagno. Lui ha lavorato a Tarviso, al Borchetto, Malborchetto mi dicevo, nasciuto nel 1921. E proprio, allora il manarale l'ero fatto di ferro e si metteva su proprio l'acciaio puro, come la metto a fare la barba, acciaio buono, ecco, e perché le stagliavo e durava un grum. Allora passiamo il manario, come? Ecco, passiamo il manario. Ecco. Questo qui sono che ieri io ai DL all'ero piccolo, ecco. Quando eri io dal 50 si può dire, al facevo manario, sapins e il gris. Il gris è 0,6 puntos. Oh, mi togliavo batti. In che dica dicevo d'Oregon metti su gris, io e cominciavo a sudare, no, mi togliavo batti sempre a più. E avevo il mio cugino Marcello Eder, più giovane, ma era un tic debole l'uomo. Dos battutos al colavo quasi a terra, non vuol dire che al vifimo a Ronzo. E lo usavano a gucciare de grande muelo, a gucciavo sapins, che ero bravo, e las manarios, che il dut, ma lavorare col fuoco, che gli avevo fuori tutta la fuarcio, e se non tu eri un tic fuart,
tu eri debole. Allora mi lavorata regolati, la in bicicletta, si fermavi al Temerate e Nanetto, si beve un tai di vino, si beve in bez e arrivavi su fino al fur. E così ero la vita, e non sei cediati, un gruppo di roba da lì, e mi da scrivere un libro. Ecco, allora ascolto, avevo un gruppo di importanza, lo fare tal lavoro dal bosco. Allora, come vi motosega, si vi in questo teleferico moderno. Ecco, però, come vi ho detto, ogni paese aveva lo suo fare. A te il Ministero del Fare ti ha commentato per la tua immigrazione? Ha commentato, sì, ma come le sparite. Io in Sudafrica faccio chiavedas, in dai 30-40 chiavedas, a mia place batti il fier e chiavedas che battins non saldaduro. E continuo a fare come che torni io, e continui, hai la fabbrica aí, quando sono in Sudafrica, a Johannesburg, e vai a Forni a Voltri, quando sono a Forni a Voltri, e vai al Sudafrica. Allora ascolta, questa qui è un sapin piccolo, ma era per gioventù che non avevo fuarcio, perché essi boscaduro un viaggio volevo di via fuarcio e salute, ma essi fari volevo di i miei. Come che saputo io che so che ero per sboros, che piccoli. Allora fatto penso questo, Pellegrina Venancio, se mi riguardi. E all'era dal 1980 lui di sicuro, ma all'era non vuol dire che l'ero pasciel, ma l'affieramento non era giusto, non sai c'è di. Durigon avevo la sua pasta, metti i denti, si bulivo, si facevo che lati, uscivo bene. Che sta qui, io tu, alla anche qui la fresura denti non è stata pulita a mondo, ecco. Non da dire, ero brasfari, se non avevo il materiale giusto, tolevo il materiale del guerra da 15 givotti in montagna, non ero nuio. E a chi l'acciar solo, penso che ero acciar di rotaio, ecco, un acciar scart, ecco. C'è chi chiattavo o de bombo e non l'avevo comprato, non ero bello, ecco. Mio paron forse l'avevo a Goi, da Goi a Udin, a Tumiec, da Goi a Toli acciar speciale, giusto per smanarios. Da resto, ero un di guerros, ero miserio tambiac. E come tampardi, i fari sono spariti, la segaria sono sparidos, e noi nuio, come se mi aiuta qui, e vedo che già qui è come la su peluno qui, porco ladro. Però tutto a detto che è tutto sparito, ma lo bosco è restato. Lo bosco è restato con la sostaios e qui si operari giovani. Sintudo la tradizione, l'ufari di 81 anni rozza, vecchio di età, ma sempre giovane di spirito e voglio di contare. I passive gioventù e innovazione. Ecco, si chiama qui con Loris Dose. Lui è di Cima Sappada. Ecco, questo impreso, i vedarios, e è tutto giovane. Ecco, Dose, Loris ha un cognome furlanto, pari alle di Gonars, Tomari Sappadino. Però prima tu mi hai scontato, ti hai detto, perché questa passione per il bosco? Tu mi hai detto che mio bisnonno era boscaduro, tuo bisnonno si chiamava Ecker Virgilio. Ecco, Virgilio Ecker. Tu mi hai detto prima che tu hai fatto la scuola? A Longarone di meccanica. E ho passione per i mezzi, la meccanica e si sta bene nel bosco. Ecco, tu sei manutentore di mezzi moderni e non abbiamo la responsabilità. Sì, bisogna sempre stare attenti. Non c'è errore. Ascolto, te to fameo si chiacchierava di bosco, di plantos, proprio di via questa grande passione, adesso un'eredità di sicuro che te l'ha passata. Può essere, sì, a casa mia adesso non più di tanto, ma probabilmente dal passato è arrivata questa passione. Penso, Loris, che un 30 anni fa a me mi piace scrivere, hai fatto la prima pubblicazione Bosco Semenaus de Alto Val di Guard, in cui che riguarda la testimonianza degli ultimi boscadori di Sighiet, da Culino, dal For. E cos'è,
tuo bisnonno Alvarez ha avuto c'è contà, come che vinde prima l'occasione, che era questo specie di baracco di lenta al mese dal bosco, o la squarcero tapponato con la scuscio dell'arzo dal pec. E scugnevo stare tutta la settimana ahí. E facevo col seom, penso col seom mamma. Cioè pensi tu di questa nuova tecnologia? Sicuramente va meglio, più veloce. Certo che se i vecchi vedessero si girerebbero nella tomba, mi sa, adesso che si fa meno fatica. Spieghino tu che tu sei manutentur a chi si in tal bosco di Navanzo. C'è imprestese che si va qui. Questa è una torretta Valentini e questa linea sarà lunga 700 metri. E là parte chi e là arriva? In cima al colle che mi sfugge il nome. Navanzo, là che è la casero di Navanzo, non si può maravigliarsi, lui ha le sappadine, ma sa di sappado. Io so dal fuori, sai dal fuori. Esatto. E niente. Ma loro dimmi, sono quadros di acciar ancorados in là? Sugli alberi, sia qua a valle che a monte. Sì. Poi c'è una corda che fa il giro e manda su e giù il carrello, che è quello lì, che porta su e giù il legname. Ma spieghinos, allora un viaggio era il seom, zamam, due boscadors, chi aveva fuarcio, chi tirava un di una banda, un di cheato. Come c'è molto venire buttato sulla splantos? Beh, buttate giù con la motosega e poi quasi tutto coi telecomandi. E svegliano ramados e portato su a chi? No, vengono giù intere, qua giù le sramiamo. È troppo dure e magari, non sai, a giramare uno planto. Dipende se hai rami grossi, se no tipo quella lì, non si sta un minuto, meno. Addirittura? Sì. E non va strecciato nulla, e viene tagliato la splantos a che misura? Dipende, 4, 5, 6, anche travis è roba bella lunga. Devo la richiesta dal mercato. E tu là mandai tutto questo materiale, si dice che l'Austria è il massimo dal bosco, dal travamento e tutto. Questa va tutta in pusteria. E se no dove c'è richiesta. E tu non ti sbilanci, domanda arriva al titolare. Però allora osramà e dopo dritta tiras via la scuscio e fai sentire il cippato. Sì, coi rami li cippiamo e li porto in una centrale dove fanno energia elettrica, mi sembra. Per cui che non sa che vuol dire il cippato, spiego. Dei ramazzi, noi diciamo las dashos, si dice in Tiarniel, a manco al fuori. C'è molto viene masce da tutto. C'è un macchinario che macina i rami, i cimali, le ciocche e esce questo cippato. E dopo io si cambio che io porto appunto per fornire energia. Loris, 24 anni, 22, 24. E tio coscrizi, tio... Cioè pensi dal tuo lavoro, tu sei orgoglioso, ma a manco perché che mi pare di vedere. Sì, si sta bene. Aria fresca, si respira bene, si sta bene nel bosco. Il bosco come risorsa un viaggio al fuori, a vedere c'è che tu pensi. Allora, l'importanza del bosco al comune dal fuori. Viste le buone condizioni del patrimonio silvo-pastorale del comune, il quale dà un introito non indifferente alla cassa comunale, introito che deriva dalle vendite di piante resinose e che fa fronte da solo a quasi tutte le spese previste dal bilancio, che sta qui 12 di ottobre al 31. Il bosco del comune di Tiarnio era una fonte... Sì. Ma non è finito qui. Dal 1999, 120 anni fa, ha scritto uno del libro che è venuto al comune dal For, martellature da altre 60 piante in aggiunta alle 465 fin qui martellate per far fronte alle spese ordinarie e straordinarie. E dopo la concessione di piante spende al paese, bando dal comune,
e vignevo di spes fatto. O per far sulla chiaso, in cumeli, vi le regole. O come da stalis e chiuoz, per fin ai coscrits al vendato un stianto pescidulos. Un stianto sarebbe una porzione di bosco, magari con uno trombodario che ne sono plantos buinos. Spieghi, ma che non si indio e te sapevi. Allora, ai coscrits aveva dato un stianto pescidulos e sempre las plantos e spaiavo indennità di viaggio a Udine per i coscritti di leva. Non sai se a Sappada esistevo. E per fin le visite pastorali. Ci pensi? Vedevano già avanti, no? No, ma penso che dei coscrits loris oro di vuio lo comune dallas plantos per fare un ceno. In Sappada non ti risulta? No, non credo. Cioè, quando ho fatto io il coscritto no, quindi non penso. Sì, non l'ho mai sentita. Se ho chi si oscior savondo, c'è dito. Probabile, sì. Boh, ma allora per finire che sto bielo chiacchierando con Tio, ci vorrei studiare a gioventù, crisi di lavoro, crisi di età, altro da fare, lo bosco può essere una risorsa, un viaggio e continuare, sì, Sì, ma poi in qualsiasi campo basta aver voglia e passione, lavoro lo si trova in un modo o nell'altro. Allora, come siamo qui con Michele Benedetto. Ecco, vi ho veduto che appena finito di chiamare lo suo camion con il caricatore forestale, così mi ha detto che si chiama. Ecco, Michele Benedetto è di Cima Sappada. Prima mi ha domandato, oltre che viene questa passione per il bosco, lui mi ha detto che per 10 anni l'ha fatta sulla pista di sci a Sappada. D'inverno quando nevava ed è stato come manutenzione. Allora Michele, ascolto, lo bosco, io appena che sono arrivata qui prima mi sembrava di fare un aerosol naturale, un profumo di pece, di burtio, ma una roba che ti dà via fuori i polmoni. Tu per certo hai fatto questa scelta di vita. Io ho questa passione di guidare i camion, tutti i mezzi che hanno un motore, e 4 anni fa conoscevo già Maurizio e il suo figlio e ho avuto la possibilità di venire a lavorare con loro e io sono contento e quindi mi trovo bene. Allora, tutto questo sorto di taglio che tu hai chiamato un marilamp, pensa al lavoro dei boscaduri su un viaggio con sapins, la plancia, e ci volevo giornados, in dove l'arrasto con tutti questi bielos taglios di pece e dano, che sarebbe abete rosso e abete bianco. Allora con questi tronchi vado principalmente in Valpusteria, in 2 o 3 diverse segherie, dipende dal materiale. Con queste stanghe qua dietro che vedete si va in cartiera a Tolmezzo, mentre con i rami vengono macinati e vanno in provincia di Belluno a Ospitale. Allora, dicevi prima che il bosco, tutto ciò sappadin che vi ho sbielos, e vi ho un bosco dal Digola, che il patriarcato di Aquileio lo avevo dato ai sappadins dal 1100 come risorsa e indi Sappada che aveva sostentamenti vivi. Però la richiesta di boscaduri è stata documentata dal 1800 e ci dice chi domandavo. Allora, richiesta al Scenic dal Forno l'11 di ottobre del 1911, penso. Allora io domandavo
degli abili al lavoro di costruzione del Regio Arsenale di Venezia. Venezia ci arriva Boscaduors Pratics. Era una manodopera che la Chiarnia poteva offrire grazie alla bravura dei nostri boschieri. E lavo a Ceri, boschieri, dicevo, i Boscaduors e Segantini. E pensi che sarebbe un mistero vecchio in quel viaggio tradizionale e come innovativo. I vedi proprio plombaiù del teleferico, un taglio come. Ci pensi tu di questa tecnologia? La tecnologia ha fatto un grande passo avanti, evitando sicuramente meno fatica rispetto a una volta e anche, diciamo, è un lavoro che viene svolto più velocemente perché questi macchinari permettono in una settimana fare il lavoro che prima si faceva in 2 mesi magari, no? Andremo avanti sempre meglio così, speriamo. Wie sono impreso boschivo heute in Sapado? A Sappada imprese boschive vere e proprie forse ce n'è 1 o 2, quelli che ce l'avevano ormai sono andati in pensione e ormai va così, non ci sarà sicuramente meno gente che vorrà fare questo lavoro. Però Maurizio mi ha detto prima il titolare che ha la speranza, che è gioventù che torna dal bosco. Penso per il motivo che con l'ausilio di questi macchinari i giovani sono più appassionati, diciamo. Crisi di lavoro a Tolpalmonte, i tuoi amici, ti dici tu che tu hai la fortuna di lavorare al bosco? Prima di tutto bisogna avere un po' di voglia di lavorare, passione e dopo qualsiasi lavoro può piacere o meno. I miei amici hanno più o meno le stesse mie passioni, chi va con il battipista, chi va con gli scavatori, siamo tutti di questa famiglia qua, della tecnologia. E come ti ringrazio e ti lascio in là col tuo camion in pusterio e domani magari a tu mieci in cartiere, mandi e grazie. Ok, adesso vado a caricare l'altro camion e poi domani mattina si parte. Ciao, grazie. E sempre i sinta al bosco di Navanzo, i vin veduti chiamare la staio sul camion, che li appena partì, i vin veduti questo teleferico moderno, la tecnologia nos ha fatto vedere anche questo, i vin sentito il titolare di questa impresa boschivo del fabbro Maurizio e come vin la nuova generazione, alle Omar, Sofì, 33 anni. La terza generazione che porta in avanti un udito boschivo, che in Chiarnia un viaggio andero tantos, come non era stato spuotios. Però forse
il biel di questa impresa boschivo che è alla operare sotto i Trento. E se tu martundas 33 anni. Ecco, tutta fa da scuola professionale a Paluccio, al contavo Topari, uno scuola un grum valido, la formazione per operatori montani, c'è chi dicevo, che dopo non si sa perché che è stato scierato. Ecco, tu questa passione tu la stai sangue, o tu la o non tu la, se tu contenti che sto scelto di essere nasciuta a una famiglia di Boscadus. Contento sicuramente. E dopo la passione è venuta anche già da giovane, perché io sono di gente che si è sempre stata all'ambiente. E sì, è già prima delle scuole così, già il sabato o quando avevo tempo eri sempre al bosco con mio barbo, con mio pare, quindi sì, di gente che fa sempre quello, ecco. Sparo una roba naturale per te continuare a lavorare come lavoravo l'uto nono e l'uto pari. E forse il vantaggio che tu hai maridato una sorta poema sapadino, che tu vi stai operare sapadini giovani come te. Sì, il vantaggio era un trucco all'estate, quello, no? E non sta dicendo. No. Sì, grazie anche al fatto che è la femmina di Sapado e hai avuto anche più contatti con la Indi Sapado e chiaramente dopo sì, è venuto che quasi tutti i ad operare sono tutti lassù, anche perché probabilmente abbiamo restato più attitudini a fare misteri, ecco. Ecco, difatti prima l'operatura, non dicevo, il manovratura l'aiuto si chiama? Loris. Loris non contavo che suo bisnonno era Boscadur, seppur il pari di Loris alle Furlan, lui ha l'eredità di sicuro dal bisnonno che sta questo grande passione. Ecco, allora questo bosco, la tecnologia, pari in una chiacchierata che ci pensavo di chiavai, che strozzavo la staios, dal trattor, del teleferico, questa nuova tecnologia per me è venuto come veniva la staios, sramalo, per me resta anche il bosco Pinet, Pigaià. Sicuramente, arresto Pinet e abbiamo recuperato una quantità di materiale che fino a qualche anno fa l'avevo perduto. Come abbiamo recuperato Ramazza, abbiamo recuperato Gimai, che tox magari che venivano scartati, che come venivano recuperati, con questo sistema che ci arrivo a sfruttare per farci parte biomassa. Ecco, e dopo tu il larim io a fa vedere c'è molto che abbiamo fatto scippat. Allora io preso tutte las dascios, che sarebbe la ramaglia, il gimai, che tu dicevi tu, e varim anche un riscaldamento pisamo, un riscaldamento di qualità, e perché no più a buon prezzo. Sicuramente. A mancio e mo magari un tic di cultura tra questi paesi per arrivare a non abbandonare a tutti il fossile, ma di arrivare magari a sostituirlo con una percentuale più alta per arrivare a avere sempre di più riscaldamento derivante da biomassa, che sicuramente è una soluzione valida, perché è tutto materia rinnovabile. Ecco, a te c'è entrata perché cultura, come che non viaggia, di riscaldamento con le legnos. Ecco, allora questo bosco, come richiesto, pari mi dicevo prima, che gli hai domandato come l'economia ci mucava. Lui ha detto, basta che tarunavano sette grandi fastidi con i macchinari, di pagare operari e di vivi dignitosamente. Ma tal bosco e gli fa Dio responsabilità resta alla fine dell'anno. Come lui ci lavora, spera che resti al sempre di più e non di manco, ma se tutto va bene anche il resto sicuramente. Sì, se non è grandi imprevisti il problema è come tutto. Sì, non è, la questione non è tanto il lavoro dal bosco. I problemi sono in tutte le aziende in Italia, un tipo stasso, un tipo perché pagano il gasolio più
paese che srubosai, ma sicuramente no, che il bosco non lavora per rendi comunati, ecco. Tu hai un frutto piccolo, 5-6 anni se non sbaglio, vai alla scuola che sta, ecco. E speri tu sì che continui il mistero dal nonno, dal bisnonno e dal pari? La luvarà dagli NA, penso ormai, il quarto. Sì, spero di sì, perché al semplice come io ho la passione di montare sui camion, sui macchinari, e quindi sì, chiaramente non posso invogliare lui, ma io spero di sì. Ascolta, per fare il boscaduro, anche se la tecnologia a vol forza, a vol salute, un viaggio i boscaduri ero chialati con ammirazione, perché erano persone usate a tutte le intemperie. Voi c'è molto chi oggi sappadini, tu che tu vedi dal forza, tu hai sempre stato un tipo di rivalità. Non è cassetti mi occupo bene, anzi, non hai nessun problema con lui. Sì. Contento di scelto? Sì, contentissimo. Il messaggio che tu vuoi dare gioventù? Noi che sì, che è un mistero comunati che probabilmente sì, sarebbe magari più che anche nei nostri paesi che si avvicinano di più perché magari andando che fa 100 chilometri per là fa un lavoro che penso che siete più comodo, più non sai che vuol dire, ma magari può essere una soluzione anche lavorare al bosco. E allora vi potuto vedere la filiera del bosco. E vi intaccato col bosco di avanzo, con la teleferico tecnologico, dove si svignevo io la staios e svignevo ramados, e di qua dal Rio Bordaglio, dove si chiatin comò, e hanno fatto cippat. Beh, un'emozione, dice Omar, vedio che in una giornata si può dire dal bosco ormai il cippat o la staios è arriva a destinazione. Dove arriva che cippat? Il cippat va finito centrale, là che fa il riscaldamento e corrente. E la staios vanno a finire le varie segherie, là che devorano la tipologia dei legnami consegnini. Ecco, allora quindi di ringraziare anche i due boscaduri che erano alla sua tagliare gli pezzi con le motosegas. Ecco, se tu dici i nomi, tu e l'età. Allora, una è Fauner Filippo, che ha 22 anni, e Singer Valentino, che ha 18, che è il più giovane che l'ha attaccato quest'anno. Ecco, tutti e due di Sapado. Sì. Per finire in gloria, dicono che la vostra impresa boschivo 2 anni fa ha festeggiato la Noccios d'Aur, 50 anni di attività. E lo ha festeggiato dal mese del bosco, solo Cuscurino, dal plan di Vas. A ieri è stato fatto
un biellicov. Sì. Siccome scherina a lavorare, vindet facendo la festa qui e la tutto bene, si divertiti, ecco. Ecco, augurons per vostra impresa, Maurizio. Bon, grazie e spero che avete tutto bene e ci sentiamo più in avanti. Asquemla bene, grazie a ti Alfari, buon viaggio in Sudafrica. Beh, io tornerò il prossimo anno con pizza semanarios. Va bene, mandi dal bosco di Navanzo che si impropidogno Rio Bordalio. Mandi a tutti. E grazie a questa televisione VTC, video telecarnia, sono dovuta Celestino Vezzi, che ha la pazienza di viene seguito per oros e oros. Mandi e grazie.